Si moltiplicano in Italia i casi di malasanità e contemporaneamente anche i risarcimenti per le vittime. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda una donna agrigentina, MS, che ha ricevuto la somma complessiva di circa 800.000 euro per il danno subito per colpa medica. Condannato l'ospedale San Raffaele di Milano. La sentenza costituisce l'epilogo di una battaglia processuale iniziata nel 2004 dalla donna con l'assistenza degli avvocati Angelo Farrugia e Annalisa Russello, che hanno intrapreso contro il noto nosocomio milanese a seguito dei danni costituiti da una emiparesi al lato sinistro a seguito di un intervento chirurgico effettuato nell'ormai lontano 1988. La diagnosi fu di probabile neoplasia cerebrale. Una diagnosi così tremenda aveva indotto l'allora giovane donna a rivolgersi a uno degli ospedali più importanti d'Italia. Dopo un ricovero di 10 giorni veniva sottoposta a intervento chirurgico per l'asportazione della massa tumorale, ma dopo l'intervento eseguita alla biopsia si accertava che non si trattava di un tumore ma di sclerosi multipla che avrebbe richiesto ben altro trattamento sanitario. Nel corso del giudizio, i legali della donna, non negando la complessità del caso, hanno sostenuto che in un centro d'eccellenza medica, come viene considerato giustamente il San Raffaele, la soglia di professionalità pretendibile dal paziente è più elevata. Il collegio dei periti, che per ben 2 volte si è recato ad Agrigento per visitare la donna, ha dato ragione ai legali della signora. La sentenza, spiegano i due legali di MS, costituisce un importante precedente giurisprudenziale, poiché con essa il Tribunale di Milano, accogliendo le richieste in tal senso formulate dai legali, oltre al risarcimento del danno biologico e morale, ha riconosciuto, in considerazione delle difficoltà di deambulazione autonoma subita dalla paziente, il diritto al risarcimento dei costi relativi a 4 ore al giorno di assistenza generica per tutta la vita e il diritto al risarcimento dei costi per la fisioterapia da effettuare per 180 sedute l'anno, sempre per tutta la vita, alla tariffa di 30 euro ciascuna. E intanto una coppia di coniugi di Raffadali che nel 2001 aveva appreso che il neonato appena venuto al mondo sarebbe rimasto disabile per tutta la vita a causa di un errore avvenuto durante il parto, ha ricevuto 3 milioni di euro come risarcimento danni. Questo è l'importo che l'Aspe di Agrigento dovrà pagare alla famiglia di Raffadali per le lesioni causate al neonato. Si tratta di uno dei risarcimenti più congrui mai erogati nella provincia agrigentina nel campo della malasanità.